vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Come potete ben vedere ci troviamo all'interno del nostro 14° Gran Premio, ovvero il Gran Premio di Corea, e quest'oggi cercheremo di ottenere una grande prestazione in gara per riuscire a battere il nostro grande rivale Lewis Hamilton. Questa volta si ritrova a 133 punti, quindi ci troviamo abbastanza bene dalla sua posizione. 3 posti appunto ci separano, e per analizzare ancora meglio la situazione è meglio andare nella sezione classifiche. Allora ci troviamo al secondo posto della classifica piloti a 167 punti, quindi a un paio di punti dal nostro grande Vettel, ben 4 punti, e il nostro Lewis Hamilton, come potete vedere, è abbastanza lontano. Per quanto riguarda la classifica costruttori, eccola qui, non credo che abbiamo grandi possibilità per ottenere il primo posto, però forse riusciamo a sgraffignare anche la terza posizione, però anche il quarto posto può andare bene. Allora ragazzi, come avete visto negli ultimi giorni ho caricato davvero molti gameplay di Rome 2, mi sono concentrato molto su quel gioco, ma adesso ho deciso di concentrarmi anche molto su Formula 1, quindi sicuramente in modo tale anche da proporre le nuove 6 gare che arriveranno appunto nelle prossime 6 settimane, spero, cercheremo di essere molto competitivi e molto concentrati per ottenere il massimo delle prestazioni. Però questa volta, prima di catapultarci al solito nei nostri box Williams, cercheremo di dare un'occhiata come al solito al nostro grande circuito. Vediamo un pochettino, circuito della Corea, vediamo. Inizia il giro di prova al circuito di Yongam in Corea del Sud, uno dei nuovissimi tracciati progettati da Herman Tilke ed estremamente impegnativo per i piloti. Durante le qualifiche cerca di acquistare velocità verso l'ultima curva per sfruttare al meglio il rettilineo di arrivo. La corsia dei box è sulla destra, a sinistra c'è il cartello dei 100 metri, rallenta e preparati ad affrontare la prima curva. Vai in seconda, presta attenzione al controllo del retrotreno a metà curva e lanciati nel lungo rettilineo che conduce alla terza curva. Il giorno della gara questo tratto potrebbe rivelarsi fondamentale per effettuare eventuali sorpassi, ma se devi difenderti è molto duro. Scendendo verso la curva a destra vedrai il cartello che ti indica quando frenare. Appena prima del segnale dei 100 metri frena in linea retta, scala in seconda al punto di corda e accelera in anticipo. Non salire troppo sul cordolo in uscita o rischi di far slittare le ruote della vettura. Invece avrai bisogno di tutta la trazione possibile per affrontare la collinetta che porta alla quarta curva. Rallenta ancora del tutto, metti la prima e tieniti alla sinistra della pista per poi allargarti nella curva numero 5. Ripeti la procedura, ma questa volta vai a destra per allargarti sulla sesta curva. Mantieni la concentrazione, è una serie di curve molto insidiosa. Nel tragitto verso la settima curva muoviti a destra e poi a sinistra, sali fino in settima e punta verso il lato sinistro. Mantieni questa velocità, ma non esagerare, e muovi la vettura a sinistra prima di rallentare ancora e scalare in seconda. Si avvicina all'11ª curva, la più difficile del tracciato. Qui è facile sbagliare, quindi limita la velocità a metà curva prima di spostare leggermente la vettura a destra vicino alla 12ª curva. Fai attenzione al cordolo in uscita o potresti finire sul muretto. Nella 13ª curva è molto importante mantenere la velocità prima di rallentare all'uscita della 14ª, in modo da riportare la vettura sul lato destro per allargarsi in vista di questa doppia curva a sinistra. Controlla il retrotreno perché in questa fase le ruote posteriori sono molto sollecitate. Spingi al massimo in vista dell'ultima curva a destra, sposta la vettura a sinistra e concludi il giro qui al circuito di Yongam. Bene ragazzi, come avete visto il circuito di Yongam è uno dei più ardui della nostra sessione di gare di Formula 1. Sicuramente ho effettuato il test delle sospensioni, è andata a buon fine, e quindi abbiamo un pacchetto in più per quanto riguarda la struttura della nostra macchina migliorata, ma questa volta purtroppo non è stato installato, quindi all'interno delle 2 gare avranno il tempo i nostri meccanici di prepararlo e sarà sicuramente pronto per il 16° Gran Premio, appunto dopo il Gran Premio del Giappone. Però adesso ragazzi ci rimane esclusivamente il nostro box Williams prima di catapultarci direttamente all'interno della nostra gara. State a vedere. E bene ragazzi, eccoci finalmente all'interno dei nostri box Williams. Allora vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Ci troviamo davanti al nostro pad e come possiamo ben vedere quest'oggi siamo riusciti a ottenere la 10ª posizione, quindi un'ottima posizione. Per quanto riguarda il nostro caro Pastor Maldonado si ritrova a 5 posti appunto dietro di noi, però vi ricordo che nella Q3 non ho girato proprio perché volevo mantenere integri i pneumatici in vista del Gran Premio del giorno dopo. Date un'occhiata, sicuramente il
sole splende alto nel cielo, però è offuscato sempre da qualche piccola nube. È la temperatura atmosferica di 26 gradi centigradi, la quale sicuramente ha creato un asfalto molto rovente, quindi i nostri pneumatici dovevano essere integri appunto per questa gara. Sto usando dei pneumatici morbidi all'integrità massima, 100%, e ci fermeremo intorno al quinto giro per montare dei pneumatici duri, quindi sicuramente saranno sufficienti per mantenere la nostra velocità e la nostra andatura adatta fino al 14° giro. Allora, come potete ben vedere, la pole l'ha conquistata Sebastian Vettel, accompagnato da Nico Rosberg e Fernando Alonso. Lewis Hamilton è a 6 posti davanti a noi, dobbiamo riuscire a riprenderlo, ragazzi. Per quanto riguarda il nostro assetto, avete visto la nostra guida, un assetto deve essere per questa gara medio per quanto riguarda l'aerodinamica, ma soprattutto dobbiamo sfruttare la nostra velocità massima, quindi un angolo alettone anteriore e posteriore molto basso, che mi farà raggiungere una velocità massima di circa 316 km/h con DRS attivo, una frenata al 54% sul posteriore, compressione sempre alto per mantenere sempre il nostro solito sovrasterzo in frenata. E per quanto riguarda il bilanciamento mi sono basato molto anche sulla trazione, in vista della collinetta del secondo settore, all'interno della quale avremo bisogno di una grande accelerazione per riuscire a sovrastare tutti i nostri avversari che cercheranno di fregarci il posto. Per quanto riguarda le sospensioni, delle sospensioni molto basse per essere molto rapidi e anche molto rigide, in modo tale da essere molto competitivi per quanto riguarda l'aderenza in curve e per quanto riguarda anche la nostra accelerazione. Purtroppo però le gomme sono molto sollecitate, quindi dobbiamo stare attenti a non usurare troppi pneumatici anteriori nella prima parte del circuito e posteriori nella seconda parte del circuito, per quanto riguarda soprattutto il terzo settore. Il cambio, potete notare le sue marce come sono ben settate, sicuramente la velocità massima di 329 km/h non verrà mai raggiunta, però ci andiamo molto vicino, 316, 17, quindi va molto bene. Il motore purtroppo è il sesto che abbiamo disponibile nella sessione, eroga una potenza tale da farci raggiungere una velocità massima, come avete visto, di 317, 316, però non è al massimo della sua integrità. Abbiamo bisogno di altri due motori per le altre gare, quindi non potevo cambiare. Per quanto riguarda l'allineamento mi sono basato su un'accelerazione maggiore in rettilineo, più che altro di una stabilità in curva. Come potete vedere i valori sono tutti spostati verso i numeri come dire più vicini allo zero per quanto riguarda la campanatura anteriore e posteriore, quindi sicuramente avremo grandi possibilità di accelerazione nonostante dei rapporti del cambio molto alti. Bene, la strategia di gara ve l'ho fatta appena adesso vedere, quindi mi raccomando fatemi sapere anche la vostra opinione, e adesso vediamo un pochettino di gettarci immediatamente nella nostra fossa dei serpenti. Bene ragazzi, allora, vediamo di catapultarci immediatamente all'interno del nostro circuito. Il nostro motore sta per essere acceso, grandioso. Dobbiamo riuscire ad ottenere magari un'ottima prestazione in gara per ottenere qualche punto. Non credo di conquistare la pole, perché siamo davvero molto lontani, però il nostro obiettivo è sempre quello di avvicinarci a Lewis Hamilton, quindi mi raccomando. Allora, eccoci finalmente nel nostro asfalto rovente. Sebastian Vettel è appunto pronto, nervi saldi, sicuramente occhi pronti. Il nostro grande Pastor Maldonado, non so quello che combinerà, è 5 posti dietro di noi. Comunque, eccoci finalmente in pista. Allora, vediamo un po'. Il risultato delle qualifiche non ci soddisfa, cerca di recuperare. Recupereremo, amico mio, 3 semafori accesi, ecco il quarto, motore pronto, Perez davanti a noi ed ecco che inizia il Gran Premio di Corea, ragazzi. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza discreta per la Williams. Grosjean davanti a noi, attenzione all'imbocco della prima curva, vediamo un pochettino, ci toccano alle spalle, ecco le due Ferrari. Fernando Alonso va un attimino nell'erbetta sintetica, attenzione ancora Felipe Massa davanti a noi, le due Ferrari sfrecciano in maniera davvero decisa davanti a noi, attenzione ancora Perez proprio dietro il nostro alettone, vediamo quello che può fare. Siamo riusciti a recuperare 3 posti proprio in prossimità della seconda curva, ragazzi. Eccoci arrivati, vediamo un pochettino in frenata quello che possiamo fare, riusciamo a ottenere grande vantaggio, ma purtroppo in uscita di curva non siamo stati molto puliti e perdiamo davvero tanto vantaggio sui due piloti tedeschi, se non sbaglio. E ancora si va quest'oggi a sfrecciare in Corea con Lewis Hamilton attento dietro di noi, attenzione in prossimità di questa nuova curva del secondo settore, si va all'inseguimento del tedesco Vettel a 1 secondo dalla nostra posizione. Attenzione, perfetto, sono due tedeschi che cercano di contendersi il primo posto. Se non sbaglio quello è Rosberg davanti a noi, davanti a Vettel. Attenzione, ancora si sfreccia in prossimità della prima collinetta, ancora in avanti, vediamo un po' quello che possiamo fare. Grande azione della nostra Williams, presto, perfetto, attenzione, vediamo un pochettino, siamo usciti forse un po' al di là della nostra traiettoria, ma sta andando discretamente. Stiamo inseguendo il tedesco a una velocità davvero mitica. Maledizione, dovevo sistemare un attimo il microfono, ma ancora si continua. Attenzione, questa è la curva più difficile del tracciato.
tracciato, affrontata egregiamente dalla nostra Williams. E ancora si va, Vettel si sta allontanando un pochino perché siamo stati un po' sporchi, però stiamo cercando di mantenere un ottimo passo gara. E ancora, vediamo un po', vediamo quello che possiamo fare. Ancora si cerca di attaccare il nostro Vettel alle spalle, ma Lewis Hamilton è ancora molto sveglio. Allora io cercherei di diminuire l'intensità del nostro carburante, ragazzi. Attenzione, ancora Lewis Hamilton dietro di noi, i due piloti, eccolo, vediamo quello che intende combinare. Eccolo che tenta appunto il sorpasso a destra. Vediamo un po', a circa un decimo di secondo dalla nostra posizione. Vediamo un po', siamo stati adesso molto rapidi. Al prossimo giro vedremo di utilizzare il DRS. Attenzione, vediamo un pochettino di dosare il KERS nella maniera migliore. Allora vediamo di sistemare un po' il microfono meglio. Perfetto. Allora adesso dovrà andare sicuramente meglio. E si procede nel rettilineo di 1,2 km presso appunto la sezione numero 1 del primo settore. Vediamo un po', forse sono stato troppo, maledizione, violento. Mamma mia, vediamo se possiamo riprendere. Attenzione, oh mamma mia, mi ero concentrato un attimo a guardare il tempo e purtroppo sono uscito fuori pista tagliando la curva. Devo concentrarmi. Attenzione, Lewis Hamilton potrà riprendere vantaggio dal nostro piccolo errore. Attenzione, ancora si cerca di andare avanti. Vettel è a 2 secondi dalla nostra posizione, purtroppo l'ho perso. Attenzione. Attenzione, non sono stato molto rapido, ragazzi, con i riflessi a vedere un pochettino la curva. Però adesso cerchiamo di recuperare. 1,48 come nostro miglior giro. Attenzione, ancora si va in avanti. Le gomme sono normali per quanto riguarda l'usura. Ecco che Vettel appunto sfreccia in avanti, non riusciamo più a vederlo. Siamo stati molto, come dire, siamo stati negativi all'interno di quella curva. Maledizione, non siamo riusciti a ottenere il meglio per la nostra macchina e si è formato un piccolo serpentone appunto dietro la nostra posizione. Vediamo adesso di essere abili a superarlo e ancora si va in avanti. Adesso abbiamo recuperato qualcosa sicuramente nei riguardi del nostro Vettel, ma si ricorda, attenzione, che il nostro obiettivo è l'8° posto, quindi stiamo andando proprio alla grande. Attenzione, attenzione, il motore potete vedere come romba ed è sollecitato dalle nostre grandi dal nostro grande piede che continua sempre a schiacciare sul gas. Attenzione, ancora si va nei riguardi dell'ultima curva, si passa al di sotto del nostro grande muretto della nostra Corea ed ecco la grande DRS abilitato. Sarà un problema a difenderci. Attenzione, attenzione, vediamo un pochettino il Mark Webber dietro di noi. Siamo riusciti, attenzione, a far slittare la gomma posteriore destra. Vediamo se riusciamo a riprendere i nostri piloti davanti a noi. E qua sicuramente Mark Webber riuscirà a completare il suo sorpasso. Ed eccolo, attiva la mobile posteriore. Sicuramente tenterà il sorpasso all'esterno. Vediamo quello che intende combinare. Tenta a destra o a sinistra. È indeciso, ma l'indecisione in questi casi frega un po'. Attenzione, meno male, questa volta la curva affrontata in maniera egregia. Attenzione, si avanza verso la collinetta. Il nostro Vettel adesso è a portata di tiro. Vediamo un pochettino se possiamo prenderlo. Attenzione, ancora si va in avanti. Eccolo, siamo riusciti a migliorare un po' per quanto riguarda il nostro scorso giro. Avete visto? Abbiamo perso con quella pessima frenata 5 decimi di secondo. Davvero sono stato pessimo. Però adesso sto cercando di migliorare. Attenzione, benissimo. Perfetto, mi dispiace ragazzi di consumare le gomme così tanto, però lo sapete, per ottenere grandi prestazioni dobbiamo sicuramente sacrificare anche un po' le nostre gomme. Attenzione, ancora si va in avanti a ottenere vantaggio su queste grandiose curve del secondo settore. Perfetto, mamma mia, attenzione, la terza posizione però ricordiamo che va molto bene. Perfetto, ole, il nostro grande Van Ergen quest'oggi sta cercando di ottenere il terzo posto, come potete notare. Adesso siamo nella curva più completa e sicuramente complicata del tracciato, affrontata in maniera davvero molto tranquilla. Nelle qualifiche ero davvero molto in difficoltà in questa curva, invece in gara potete vedere che mi sto trovando abbastanza bene. Perfetto, ole, affrontata anche la seconda curva del terzo settore. Stiamo adesso galoppando verso il nostro traguardo. Mancano credo 2 giri prima del nostro primo pit stop. Perfetto, ed eccoci arrivati. Il nostro carburante è normale, ma ancora Mark Webber, l'australiano, dietro di noi vuole sgraffignarci la posizione. Vediamo quello che vuol fare. Ancora tenta il sorpasso, è costretto nuovamente a rientrare in scia. Siamo andati un pochettino larghi questa volta. Con un po' di con un po' di KERS cerchiamo appunto di difenderci. L'obiettivo però è non farci superare da Lewis Hamilton. Maledizione, ho un attimo sbagliato perché dovevo sistemarmi queste dannate cuffie. Ed eccoci avanti, attenzione, il nostro Mark Webber tenterà il sorpasso. Vediamo quello che vuol fare l'australiano nei riguardi della prima curva. Attenzione, ed eccolo, eccolo, eccolo all'interno. Attenzione, all'interno ragazzi, l'abbiamo chiuso. Perfetto, l'abbiamo chiuso alla grande. Ottimo lavoro, perfetto, li abbiamo allontanati. Allora, siamo al quarto giro, abbiamo
abbiamo consumato le gomme parecchio, ma credo che un altro giro possano resistere. Attenzione, sto cercando appunto di non fare brusche accelerate, potete vedere in questa sezione come vado piano, cerco di far raffreddare un po' le gomme per evitare di surriscaldarle troppo. E attenzione, ancora Vettel è a portata di tiro, ma non credo di essere in grado di prenderlo, ragazzi. La nostra Williams, per quanto possa essere bravo, è sempre un pochettino limitata in confronto delle autovetture così prestazionali come la Ferrari o addirittura la Red Bull di quest'anno 2013. Attenzione, vediamo un pochettino, eccoci, olè, questa volta affrontata in maniera perfetta, proprio grandiosa, con una pennellata la nostra grande curva. Perfetto, eccoci la collinetta più complicata del tracciato per la nostra trazione, ma affrontata in maniera davvero tranquilla. Ok, eccoci, si dosa la velocità, si usa l'acceleratore a tavoletta, come potete vedere, si gioca col gas e si riesce a ottenere grandi possibilità. Però purtroppo 6 decimi, attenzione, in meno, probabilmente per quel tocco di barriera nella prima fase. Attenzione, ancora si va in avanti, attenzione, il nostro grande Van Helgen cerca un po' di tenere l'autovettura che cerca di scappare. Sicuramente i pneumatici non sono più quelli del primo giro, si stanno usurando, dobbiamo resistere ancora un giro, ma credo che possiamo farcela, e sarà qua che Mark Webber riuscirà a completare il suo sorpasso, probabilmente nei riguardi del primo rettilineo. Attenzione, è ancora costretto a rientrare, dobbiamo riuscire a essere molto rapidi, ragazzi. Attenzione, vediamo un po' con il nostro grande Kers, vediamo quello che possiamo fare. Siamo molto vicini al nostro grande pilota australiano che sicuramente tenterà il sorpasso, vediamo di essere un pochettino più distanti da lui. Con il nostro Kers cerchiamo di tenercelo lontano, e infatti è molto lontano ancora, e non riuscirà sicuramente a tentare il sorpasso. Vediamo un pochettino di lasciargli la strada libera. Mamma mia, le nostre gomme implorano di essere raffreddate. Mamma mia che grande frenata, la sosta è prevista, perfetto. Attenzione, ancora si sfreccia Van Helgen, tenta di andare in avanti sotto il muretto appunto dell'altro semaforo. Ma lo sapevate che si gira in senso antiorario qui al circuito di Hockenheim in Corea? Mamma mia, è davvero una cosa stranissima, però sicuramente bisogna farci un pochettino l'abitudine. Eccoci, attenzione, 2 decimi di secondo per quanto riguarda questo settore. Attenzione, troppo larghi, ma grazie al cielo c'è l'erbetta sintetica che ci salva, e con una grande accelerazione si lascia Mark Webber appunto alle retrovie. Eccoci, perfetto, ha affrontato anche un ottimo questo fantastico cordolo, facendo appunto la barba al nostro grande amico. Eccolo, sfioriamolo alla grande, si inserisce in curva, eccolo davanti al punto di corda, e a tutta forza proprio in avanti. Guardate un po' quanti tifosi spagnoli che ci sono per il nostro grande Fernando Alonso, credo. Eccoci, questa volta affrontata non molto bene la nostra curva più complicata del tracciato, però si consumano molto le gomme. Abbiamo ancora... Non dimenticare di rientrare ai box alla fine del giro. Perfetto, il nostro grande amico ci ha rivelato appunto la nostra carta vincente. Ci dobbiamo fermare immediatamente ai box, ragazzi, per riuscire a rimanere in pista per altri 10 giri circa. Quindi ecco l'entrata dei box, credo appunto di ricordarmela, deve essere appunto da queste parti. Eccoci, mamma mia, non me la ricordavo proprio. Eccoci, oddio, attenzione, abbiamo perso qualcosa, però siamo riusciti a rientrare. Allora, le Ferrari entrano, ragazzi, ci sono anche meccanici, quello mi sembra che sia Vettel, hanno già cambiato le gomme. Allora, ecco che stanno uscendo anche i meccanici della Sauber. Allora ragazzi, cambiamo le gomme, purtroppo sono un pochettino consumate d'erba, però 3 secondi, si riparte ragazzi, si riparte, il carburante ce lo stiamo conservando. Uscita della pit lane, c'è traffico, fai attenzione. Eccoci usciti dalla nostra pit lane, purtroppo le gomme dure sono molto... Cerca di preservare i pneumatici. Sì, certo amico mio, le gomme dure sono ancora molto fredde, l'abbiamo uscita adesso dal nostro Fizzer, quindi sicuramente dobbiamo... E Gutierrez davanti a noi si dovrà fermare. Allora riscaldiamo le gomme con questa bella frenata. Attenzione ragazzi. Sembra che la vettura che ti precede abbia impostato il motore sulla potenza standard. Va bene, Fernando Alonso ha compreso che è importante in questa gara mantenere i pneumatici ben saldi e sicuramente non usurati. Quindi sicuramente vuole rimanere dietro la nostra posizione. Ancora si va facendo la barba al nostro cordolo, sfiorandolo con il pennello della nostra grande macchina, e ancora si va in avanti il nostro grande Gutierrez davanti a noi. Eccolo, le gomme ancora stanno ottenendo la loro temperatura, ancora non ci siamo. Vediamo un po', quelle posteriori ancora non sono a temperatura. Il nostro grande Fernando Alonso dietro di noi, il nostro Pastor Maldonado appunto a qualche metro da noi. Benissimo, si procede. Attenzione, olè, questa curva affrontata decisamente. Gutierrez credo che ancora non si sia fermato perché era nelle ultime file, quindi probabilmente non ha ancora effettuato il cambio gomme. Ok, si va alla grande. Mamma mia, ancora si fa la barba al nostro cordolo.
cordolo, ok, tutto per il meglio. E ancora Fernando Alonso dietro di noi cerca un passaggio attraverso il quale ottenere la nostra posizione, ma sicuramente dobbiamo chiudergli la porta in faccia. Attenzione, eccolo, mamma mia che curve, davvero un circuito molto complicato, però mi dà molto spazio per superare, sicuramente per gestire la nostra autovettura al meglio. Si passa adesso dalla nostra pit lane, vediamo un pochettino sotto il muretto, tanti piloti stanno effettuando il cambio gomme. C'è molto traffico ai box in questo momento. Soprattutto Lewis Hamilton, ragazzi. Lewis Hamilton ci blocca Gutierrez. Lewis Hamilton si scontra con il nostro Gutierrez. Mamma mia, 1 contro 1. Il pilota della... Eccolo qui, il nostro pilota davanti a noi. Vediamo se possiamo superare il pilota della Mercedes. Si va in avanti con il DRS attivo. Gara 1 contro 1, gomma contro gomma e 2 rivali. Lewis Hamilton è molto veloce, ci spinge verso il muretto esterno. Attenzione, Il controllo durante i sorpassi, altrimenti rischi di subire una no, quale penalità, amico mio. Ma Gutierrez, attenzione, ha effettuato non ha effettuato il cambio gomme, già l'aveva cambiate. Ma grande prestazione del nostro Gutierrez, davvero una rivelazione. Eccolo qua davanti a noi al quarto posto. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Siamo molto rapidi. Credo di intuire che ha delle gomme dure. Eccolo, appunto. Mamma mia che sbaglio. Attenzione, attenzione ragazzi. Gutierrez, non ricordo che macchina ha Gutierrez, mi dispiace, però attenzione ancora. Si va in avanti. Che gara, avete visto che grande testa a testa con Lewis Hamilton. Attenzione, ma avete visto ragazzi perché ci ha richiamato l'ingegnere? Perché appunto, aspettate, eccoci nei riguardi del nostro Gutierrez. Ancora si annusa il posteriore. Forse qui in trazione ce la facciamo, ma no, non ce l'abbiamo fatta, troppo veloce. Attenzione, ma credo che nella sezione del prossimo DRS ce la facciamo. Eccoci. Perfetto, si cerca ancora di ottenere il meglio dal nostro grande Gutierrez, che davanti a noi abbiamo recuperato parecchio. Non vedo appunto chi ho alle spalle perché sono molto concentrato. Si fa la barba al cordolo e ancora contro Gutierrez. La gara è accesa, carburante ancora sul normale ragazzi. Vediamo se possiamo procedere. Maledetto cordolo ci ha fatto perdere davvero tanto con l'attrito. Eccolo che abbiamo di dietro. Ah, attenzione, Felipe Massa è riuscito a scavalcare l'inglese. Bene, allora il DRS attivo. Eccolo qua, attenzione, attenzione. Ma no, sì, in frenata, grande mossa della Williams. Perfetto, sorpasso da manuale col pennello d'artista. alla grande, siamo 4 posizioni più avanti di quanto ci Sì, sì, ma adesso dobbiamo partire in difesa perché Gutierrez questa volta tenterà di fare del suo meglio. 200 o 300 km orari. Eccolo appunto a sinistra, eccolo. No, è costretto a rientrare. Perfetto, ottavo giro su 14. Gomme ancora discrete. Allora, si va in avanti. Allora ragazzi, avete visto la sezione, il momento in cui abbiamo sorpassato Lewis Hamilton, proprio perché l'ingegnere ci ha richiamato? Perché non so se avete visto, ma la nostra gomma posteriore è rimasta bloccata tra le sue due gomme anteriori e posteriori, perché ci stava chiudendo e quindi siamo rimasti un pochettino impantanati. Abbiamo perso accelerazione, velocità e il nostro ingegnere ci ha richiamato. Ma io credo che limitare il consumo di carburante. limita il consumo di carburante, perché ancora siamo alla grande, abbiamo un giro in più per il nostro grande carburante, quindi non credo che ci siano problemi. Allora, vediamo di procedere. Felipe Massa quinto posto, perfetto. Il nostro grande ferrarista dietro di noi, non credo che sarà un problema perché è molto distante, però l'ottavo posto è obiettivo principale, quindi per adesso possiamo stare tranquilli. Allora ragazzi, potete vedere che sto andando un attimino più piano perché non voglio preoccuparmi delle gomme, quindi attenzione. Perfetto. Perfetto, allora abbiamo affrontato le ultime curve in maniera davvero decisa. Vediamo un pochettino come sta andando la situazione. Credo che ci sia qualcun altro ai box oppure no. Vediamo. E purtroppo nessun altro che si ferma ai box. Abbiamo perso appunto una posizione. Mark Webber è riuscito a essere perfetto, sicuramente è stato molto più rapido di noi e a 6 secondi, quindi molto lontano. Allora vediamo un po', attenzione, ancora Felipe Massa è molto lontano dalla nostra quarta posizione. Non credo che sarà un problema, attenzione, non credo che potrà utilizzare l'ala mobile posteriore perché è molto lontano. Infatti attenzione, ancora ci avviciniamo verso la sezione del secondo settore. Vediamo come siamo andati. Adesso ragazzi sto appunto cercando di essere un po' più tranquillo con le accelerate, proprio perché siamo siamo abbastanza lontani dal nostro Massa, quindi devo cercare di limitare il consumo di carburante e anche di pneumatici, anche se per quanto riguarda il consumo di carburante sono sicuro e so come fare, ma per quanto riguarda il consumo di pneumatici è molto difficile, quindi devo cercare di non usurarli molto con queste brusche frenate o brusche accelerate, quindi attenzione. Perfetto, olè. Ed ecco che abbiamo fatto avvicinare un pochettino Felipe Massa, come potete vedere molto attaccato alla nostra quarta posizione.
eccoci alla grande, ancora si sfreccia qui in Corea, ragazzi. Mamma mia, la prossima gara sarà quella del Giappone, quindi sicuramente grande intensità a Suzuka, molto ma molto complicato anche quel circuito. Eccoci, mamma mia, si passa davanti alla tribuna, eccoci arrivati, però sono davvero, come dire, cioè non mi aspettavo che non mi arrivasse nessuna offerta magari di qualche scuderia importante in queste 14 gare, però sicuramente se riuscissimo a battere Lewis Hamilton nelle prossime 6 gare avremmo la sua posizione, quindi sicuramente nella sua scuderia, quindi ragazzi dobbiamo puntare per adesso a questo. Allora si va in avanti a 5 decimi di secondo dal nostro grande trio d'attacco, il tridente d'attacco Felipe Massa, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Le due Ferrari, come dire, sono una sorta di sandwich con il nostro Lewis Hamilton che funge da lattuga, guardatelo che figo. Devi aumentare la distanza dalla vettura che ti segue. È a meno di un secondo, potrebbe usare il DRS. Potrebbe usare il DRS, ma come ben sappiamo la nostra possibilità difensiva è davvero molto elevata, quindi dobbiamo stare attenti. Eccolo che appunto lo distanziamo tantissimo in questa prima fase. Il mio problema, ragazzi, però non è Felipe Massa, sono le gomme. Allora, 2 giri sicuramente tengono, ma altri 4 giri non credo che terranno le gomme, quindi sicuramente il livello di tensione sta aumentando all'interno anche dei nostri box. I nostri, come dire, ingegneri stanno effettuando le loro grandi prove e si saranno accorti che le nostre gomme non potranno tenere a lungo, soprattutto le gomme posteriori. Sono contento che la gomma anteriore sinistra non è molto usurata, perché davvero è quella che dovrebbe essere più usurata in queste curve, come potete vedere, molto intense. Però sicuramente possiamo stare un pochettino più tranquilli per quanto riguarda questa sezione. Magari sposterò adesso la frenata un pochettino sull'anteriore, magari se possiamo farlo, per cercare di stare un pochettino più tranquilli. Eccoci, per tenere le gomme posteriori un pochettino più senza sforzo. Eccoci, attenzione, olè, eccoci arrivati. Felipe Massa è proprio pronto come un mastino inferocito ad attaccarci. Potete vedere appunto che ci segue a ogni cosa che facciamo, ci sta addosso come un vestito, ragazzi, non ci sta appunto lasciando. Ma il trio è proprio dietro di noi, il nostro Lewis Hamilton, anche il nostro Fernando Alonso, si cerca di andare in avanti. La cresta dell'onda per adesso è del nostro grande Vettel. Dietro di te hai il motore impostato sulla potenza standard. Ok, ma sicuramente non vogliono prenderci molto decisamente, stanno aspettando il nostro errore, perché non stanno sforzando il motore, perché sicuramente anche loro sanno che il carburante quanto le gomme sono importanti. E ancora si va in avanti, si sfreccia all'11° giro, si passa accanto all'ultimo cordolo e adesso ancora Felipe Massa. Sono contento appunto del ferrarista, la seconda guida, eccoci, che appunto sta riuscendo a mantenere un ottimo passo gara. Lentamente a ogni giro. Perfetto, ottima notizia, ragazzi. Lewis Hamilton è stato braccato al 7° posto dai nostri grandi due ferraristi, le due Ferrari. Ancora Felipe Massa, questa volta è pericolosissimo, è molto vicino, potrà tentare il sorpasso. DRS attivo, attenzione, DRS attivo, è molto vicino, attenzione, prende la scia. Prende la scia, niente, il nostro grande il nostro grande Kers in difesa. È davvero un baluardo inespugnabile. E ancora si va in avanti, vediamo un po' Lewis Hamilton, ancora il terzo di questo grande serpentone. Potete vedere come cerca appunto di fare del suo meglio, ma appunto è molto indietro, anche se è partito quarto. Potete vedere che di solito la partenza è qualcosa di molto importante, ma non è riuscito a sfruttarla nella maniera migliore. Ancora si va in avanti in queste ultime curve molto tranquille. Questa è la parte del circuito che mi piace di più, perché è molto tranquilla, non bisogna stare molto tesi. Anche con la nostra macchina possiamo essere molto cauti, ma adesso inizia proprio il vero e proprio inferno, la bolgia infernale, ragazzi, sia perché l'asfalto è incandescente, ma anche per la difficoltà di queste curve. E ancora si va in avanti dosando acceleratore e freno come se fossero appunto due tavolette. Infatti si va in avanti, eccoli, attenzione, eccoli, si gioca un pochettino con l'acceleratore, eccolo qua appunto con il gas, avanti, ole, perfetto, abbiamo guadagnato tanto per questo settore. Però purtroppo Webber è a 11 secondi dalla nostra posizione, ma non ci importa, perché ci dobbiamo concentrare molto su Lewis Hamilton. Un campionato si può vincere, ragazzi, anche non vincendo ogni gara, ma piazzandosi sempre ai giusti posti, come per esempio terza, quarta posizione ogni gara, e attendere soprattutto l'errore altrui più che altro il nostro. E attenzione, mamma mia, proprio non volevo qua, ragazzi, non riusciamo, ve l'ho detto appunto, per me non riusciremo a finire questa gara in tempo, perché le nostre gomme dure purtroppo non sono molto integre. Date un'occhiata, vi faccio vedere appunto l'indicatore. Resisteranno ancora il 13° giro, il 12° giro, ma il 14° non credo proprio. Quindi dobbiamo fare come al solito, come in Malesia o come è successo appunto in quell'altra gara in Ungheria. Dobbiamo cercare di tenere fino all'ultimo con l'ultima sezione superiore del pneumatico, quindi non ce la faremo, ragazzi, a tenere l'aderenza. Quindi attenzione, cercherò di non effettuare anche brusche accelerate con il nostro Kers, però davvero le gomme posteriori non mi stanno piacendo
dicendo, date un'occhiata come sono ridotte. Attenzione, ma finché tengono le gomme posteriori possiamo stare tranquilli. Quindi per adesso ancora qualche giro ce la possiamo fare. Ma le gomme anteriori, veramente, sono molto soddisfatto anche della gomma anteriore sinistra. Perfetto. Ok, mi sto conservando molto Kers, ragazzi, più avanti, quando sicuramente tenterà il sorpasso Felipe Massa. E ancora dietro, proprio pronto ad attaccare. Si getta in avanti come una specie di aquila, come un rapace, pronto appunto a prenderci la posizione. Eccolo, mamma mia, grande mossa della nostra Williams. E ancora Van Helgen in avanti, 1 contro 1. Attenzione, vediamo un pochettino. Dietro chi c'è? Jenson Button con la sua McLaren, non l'ho visto. Proprio in questa gara Button non si è fatto vedere. Maledizione. Eccoci arrivati. Attenzione, vi lascio sempre, ragazzi, l'icona dei pneumatici per farvi notare l'usura come va in avanti giro dopo giro. Eccoci arrivati, grande prestazione della nostra Williams. Eccoci arrivati, perfetto, mamma mia che azione. Ancora, credo che questo assetto, ragazzi, sia abbastanza buono, ve lo consiglio. Però attenzione a questo problema sempre dei pneumatici. Adesso si sfrutta tutto il nostro Kers che era rimasto appunto conservato, mamma mia. E si distanzia davvero tanto Felipe Massa, nonostante la sua attivazione del DRS. Eccoci, si cerca di limitare la frenata al minimo. E avanti, un pochettino di DRS, di Kers qui ci vuole, perfetto. E qui probabilmente il nostro pilota brasiliano utilizzerà la sua ala mobile posteriore. Vediamo un po', attenzione, ancora si va in avanti. Eccolo che appunto tenta di scrutarci da dietro. È molto vicino, si fa sempre più grandi negli specchi. Eccolo che arriva, ma niente, ancora costretto a rientrare. Vi ricordo, ragazzi, che non ho utilizzato ancora il nostro carburante al massimo delle sue prestazioni. Infatti stiamo conservando ancora un giro per quanto riguarda il nostro serbatoio, quindi possiamo anche ritenerci soddisfatti della nostra prestazione, come dire, indifferente per quanto riguarda questa sezione. Ok, di solito vi ricordate ci preoccupavamo sempre del nostro carburante, però questa volta siamo davvero tranquilli. Il problema sono sempre le gomme. Attenzione, anche il circuito di Suzuka è uno dei circuiti dove si usa tanto, dove l'usura dei pneumatici è un concetto davvero molto rilevante. Intanto si affrontano le ultime curve, eccoli qua, gli ultimi curvoni appunto con velocità massima mantenuta sui 200. Attenzione, pessimo stavolta, pessimo, maledizione. Però purtroppo ogni curva non può essere affrontata al meglio, ogni volta ci deve essere anche qualche margine d'errore. Attenzione, ancora si va in avanti, attenzione, si cerca di sfruttare al massimo la nostra aderenza in curva. Eccoci arrivati, potete vedere, ragazzi, sto andando anche molto più piano, non sto tentando accelerate, ingressi in curva molto aggressivi perché non voglio proprio consumare i nostri pneumatici. Attenzione, ancora si va in avanti, le nostre gomme devono mantenersi integre per l'ultimo giro, anche se in questi in questo ultimo settore sto appunto tentando di mantenere stabile il baricentro della nostra autovettura con i denti. Eccoci, ultimo giro, ragazzi, si parte per l'ultimo giro, miscela elevata per questa ultima frazione di gara. È ancora pronto Felipe Massa al quinto posto. Attenzione, Felipe Massa è pronto al quinto posto. Dobbiamo riuscire a mantenerlo di noi. Anche Lewis Hamilton aspetta un nostro particolare errore. Stiamo cercando di bruciare tutte le calorie che gli rimangono alla nostra autovettura. Potete vedere che ha ancora un bel po' di carburante pronto. Attenzione, l'icona del carburante è accesa, ragazzi, però dobbiamo ancora utilizzarlo per qualche altro giro, per qualche altro settore. Perfetto, per qualche altra bella curva. Attenzione, attenzione. Vi immaginate, ragazzi, se scoppiamo proprio adesso? Sarebbe davvero una cosa spiacevole. Eccoli, tutto il nostro grande serpentone automobilistico dietro di noi. Adesso possiamo magari utilizzare la nostra miscela normale. Siamo riusciti a distanziarli parecchio. Attenzione, ma avete visto, ragazzi? Attenzione, come siamo stati davvero precisi in queste ultime curve. Sono davvero soddisfatto della nostra autovettura. E date un'occhiata anche all'evoluzione della nostra autovettura che ha avuto nel tempo. Dalla prima gara a questa 14esima il nostro grande motore, ma anche la nostra autovettura è migliorata tantissimo per quanto riguarda soprattutto la resistenza aerodinamica, l'integrità strutturale a livello del cambio. Davvero tante migliorie che hanno permesso una resa positiva di questo genere. Il quarto posto è sicuramente vantaggioso. Allora, avanziamo 1,45 come miglior giro. Mi dispiace di non aver ottenuto 1,43 come ho fatto in qualifica, ma Nico Rosberg, grazie al cielo, vince la gara. Vettel è rimasto dietro, quindi, ragazzi, forse se riusciamo ad avanzare riusciamo ad ottenere un'ottima prestazione anche nella nostra classifica generale. Una bella medaglia, un bel piatto d'argento per noi questa volta, poiché la medaglia, la coppa di bronzo non siamo riusciti a guadagnarla. Webber è stato più furbo di noi, più rapido, però sicuramente il Gran Premio di Corea finisce qui con un ottimo quarto posto, vittoria simbolica per la nostra Williams che è riuscita a tenere fino alla fine. Il nostro grande Van Helgen alza i pugni al cielo. Potete vedere il rivale al sesto posto, ottavo posto come obiettivo completato. Quindi grande gara, grandi emozioni e sicuramente grande forza. Congratulazioni
Compagni, hai davvero meritato il quarto posto. Quarto posto davvero molto importante. La scuderia Ferrari si allontana anche di parecchio perché no, Fernando Alonso, attenzione, non riesce a prendere il punto sperato e finisce all'11° posto. E Maldonado dove è finito? Al 13° posto, ha guadagnato 2 posizioni. Il nostro tempo migliore 1:45 qualcosa, però si ricorda che Nico Rosberg partiva secondo in griglia e Vettel è riuscito quindi a sgraffignargli e quindi è riuscito a guadagnare la posizione sull'avversario Vettel. Però purtroppo la Red Bull Racing guadagna tanti punti per la classifica costruttori. Sei ancora al secondo posto nella classifica piloti. Molto bene, però ragazzi la situazione qui si sta facendo davvero molto tesa. Allora date un'occhiata, siamo a 10 punti da Sebastian Vettel e con la vittoria di Rosberg si è fatta a un paio di punti appunto da noi, 7 punti dalla nostra posizione, quindi davvero molta tensione. Allora vediamo di passare in avanti. Ed ecco appunto che ci acclamano al muretto della nostra Williams. Potete vedere il nostro grande amico, il nostro Van Helgen, come è stato ricompensato bene dalla nostra scuderia. Abbiamo affrontato il 14° Gran Premio in maniera davvero tranquilla. Infatti non ci sono stati particolari attimi di tensione, tranne qualche appunto curva sbagliata a inizio partita, un paio di barriere toccate, però alla fine è andata molto bene. Il Van Helgen è felice per aver battuto il proprio compagno, come al solito, ma ormai non ci interessa più. E primo posto per Nico Rosberg. Abbiamo guadagnato ottimi punti in carriera, perfetto. E adesso proseguiamo. Ancora niente offerte. Eccole qui, appunto la sezione è ormai chiusa delle offerte. Allora, il nuovo contratto della Marussia lo rifiutiamo. Ok, se rifiuti l'offerta potresti ricevere una proposta migliore nel corso del campionato. Ok, rifiutiamo l'offerta e rifiutiamo anche questa offerta. L'ho rifiutata, perfetto. Allora, a Suzuka potete vedere che ci sarà un tempo abbastanza tranquillo. Purtroppo nelle prove libere pioggia. Ok, dati di gara, grandioso. Tempo per qualifica più veloce, 1:43,129. Tuo tempo di gara, ok, 1:45, va bene. 1:45, non siamo stati molto rapidi, però la quarta posizione è stata quella che appunto è stata quello che appunto cercavamo. Allora, siamo abbastanza lontani da Lewis Hamilton. Facciamo un rapido conto. Allora, ci sono 1, 2, 3, 4 e 5 gare. Se Hamilton dovesse vincerle tutte, sicuramente ci raggiungerebbe molto rapidamente. Però ragazzi, sono sicuro che giocando queste 5 gare nella maniera in cui ho giocato queste 14-15 gare, avremo davvero l'opportunità di batterlo e di ottenere il suo posto nella Mercedes Petronas Formula 1. Mi sembra che il presidente sia Niki Lauda, però non vorrei appunto sbagliare. Però davvero saremmo felici di entrare al suo cospetto. Allora, finita, abbiamo completato anche la lettura dell'ultima email. E ragazzi, ci troviamo all'interno del 15° Gran Premio, quindi arriverà probabilmente all'interno della prossima settimana. Vedrò di sviluppare l'assetto molto prima, in modo tale da giocare anche un'altra stagione in compagnia della nostra Mercedes. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.